molti fedeli corsisti, io immagino, no? Lei se li porta in gruppo, ormai sono selezionati e pronti a seguirla dovunque, da quello che vedo. Allora, brevissimo curriculum se posso, si studia, si laurea giovanissima, ho saputo che hai saltato la quinta superiore, hai premura? Molta, Ecco, anche di laurearmi. di laurearsi, si laurea in Andare in pensione. per quello, e lei sapeva che l'aspettavamo al varco, ha insegnato brillantemente e ha insegnato soprattutto molti anni al liceo scientifico a Cervignano, e appena ha deciso di saltare dall'altra parte della barricata, ha detto: però potresti venire a fare qualche lezione prima, è vero, era ancora in servizio, vero, vero, l'abbiamo abituata pian piano, in modo coltivata, sì, abbiamo spiegato come poteva fare. Noi siamo molto... Il primo rapporto che ho avuto con Lute è stato quando ancora era udinese, molti anni fa. Una bambina, ecco, ecco io... Quanti? 20 anni fa? Sì, ho avuto un'unica esperienza di un anno, poi Ed abbiamo ricominciato bene, noi siamo molto contenti, fa dei corsi molto interessanti e stimolanti. Questa sera Leonardo matematico, sono andata a vedermi un po' anch'io cosa sapeva Leonardo di matematica. Ho letto alcune cose interessanti, ma poi lei ce le spiegherà e ci farà capire bene, ma pare che non ne sapesse poi tanto, nel senso che non avendo, specie di geometria, ho letto, non avendo conoscenza di greco e di latino, non aveva potuto leggere perché sarebbe stato tradotto, cioè, doveva leggere in greco e in latino se voleva leggere i grandi matematici dell'antichità. Lui non lo sapeva e quindi si organizzava in maniera un po' personale, tu ci spiegherai, no? È un uomo comunque che ha dato dei contributi alla matematica, magari in maniera tutta sua personale, no? In qualche modo ha cercato di arrivarci. Ma io non dico nulla, io ho letto molte cose, mi sono piaciute, ma adesso devo sentire te al varco. Ben arrivata e grazie. Io mi siedo. Ringrazio il Presidente, ringrazio Lute, ringrazio tutti. Bene. Detto ciò, vado alla svelta al dunque, no? Il dunque, come diceva adesso Irina, stiamo parlando di un non matematico, ma chiariremo però in che senso fu non matematico e in che senso fu invece matematico. Allora io ho preparato anche qui quelle coincidenze della vita. Avevo già preparato, poi ho rivisto questa cosa, però questa prima immagine l'avevo già preparata senza sapere che, l'ho scoperto dopo, questa immagine che voi vedete, Sant'Anna, Madonna, Bambino, no? Famosa, e Agnellino, è stata l'immagine con cui ha concluso la prima di queste relazioni la collega, per questa è la terza, no? Quindi chi c'era le altre sa che ha concluso mostrando una di queste immagini, per questa opera famosa. Non solo, ma la scritta che voi vedete lì, che è una delle poche scritte che vi mostrerò perché intendo mostrarvi immagini più che altro. Quella scritta lì è tratta da un autore che ha citato invece la seconda persona che abbiamo sentito in queste tre conferenze. Perché? Adesso vi dico chi è e perché e che senso anche abbia nel discorso che faremo oggi, ma pare un senso anche piuttosto chiaro. Il senso è introdurci nella mente di Leonardo dal punto di vista matematico, ma anche dal punto di vista di come lui viveva la sua produzione, il momento dello studio, il momento della pittura, non il momento della ricerca, perché il momento della ricerca era ben diverso da questo, perché adesso chiariamo cosa fu per lui la ricerca. Allora, vede quella scritta, quello lì si trova con grande agio, eccetera, eccetera, muove il lievissimo pennello coi vaghi colori, però aggiunge, circondato da vaghe pitture e musiche, eccetera, eccetera. Cosa vuol dire? Quello era il suo ambiente, la pace e la serenità che generano l'armonia che lui poi crea, di cui parla nelle forme che viene a creare. Chi cita? Amano i matematici citare questa frase qua, perché è il loro obiettivo. Cioè anche di quei matematici che provengono dalla cultura ebraica, quindi che sanno di Kabbalah. La Kabbalah insegna proprio questo, la matematica, lo studio della Kabbalah, quel tipo di aritmetica
e di origine mistica che si studia lì, va fatto, dicono, di notte, quando non c'è nessun tipo di disturbo, né familiare né extrafamiliare, no? Leonardo dice esattamente la stessa cosa. Questa citazione l'hanno fatta vari matematici nei loro libri, anche vari fisici. Per esempio, il fisico Fritjof Capra, che ha citato la seconda relatrice, la usa proprio all'inizio della sua trattazione di Leonardo in un libro che fra l'altro qui, che ha portato anche lei, La scienza universale, arte, eccetera, in Leonardo. Questa stessa scritta appare anche completa in un lavoro importante di un matematico che si occupa soprattutto di arte e matematica, che è Bruno D'Amore. Bruno D'Amore riporta esattamente così, cioè ci vuole dire come viveva Leonardo quando creava, in particolare quando creò quest'opera, che è un'opera anche abbastanza tarda e anche molto meditata, eccetera. Quest'opera, su cui vi mostrerò le prime diapositive, è un'opera a cui io sono particolarmente legata, l'ho citata altre volte proprio qui, se c'era qualcuno a sentire, perché è un'opera che mi piace. Io non sono esperta d'arte, chiaramente, qui non do un giudizio e neanche farò una lezione da critico d'arte o da storico dell'arte. Quest'opera è bella perché esprime maternità, questo è il motivo fondamentale, ed esprime anche una capacità matematica grossa, che è l'argomento proprio di questa lezione. Che maternità c'è lì? Adesso vedrete meglio, c'è una maternità ovvia, una doppia maternità, che si esprime in modo estremamente dinamico, si esprime col movimento, cioè si esprime con l'abbraccio, con la cura, con tutte queste cose che saltano all'occhio a chi come me non è esperto di queste cose. La vedo. Io ne vedo anche delle regolarità matematiche lì dentro, magari le vedo diverse rispetto a come critici d'arte le hanno viste. Io ne vedo alcune che vi mostrerò fra un attimo. Questo è l'abbraccio, un abbraccio circolare, vedrete fra un attimo. E dentro quest'opera c'è una grandissima quantità di armonia, cioè, in senso matematico, di proporzione, di simmetria. Cosa sono queste parole matematica? Voi sapete, avete studiato tutti quanti, no? Cos'è proporzione? Proporzione originariamente per i greci voleva dire secondo porzione, cioè ogni cosa al posto che le spetta. Era considerata analoga, pur parola diversa, analoga alla parola simmetria. Poi si sono divaricati i percorsi di queste due parole. Simmetria è con misura. È evidente che questo lì c'è, e questo Leonardo sapeva. Nonostante fosse uomo senza lettere, eccetera, non conoscesse greco e latino, eccetera, ebbe dei bravi maestri che gli permisero di approfondire quello che lui già conosceva di matematica, perché l'aveva letto in altri testi a cui aveva accesso, oppure altri amici che gliel'avevano in qualche modo spiegato. Quindi Leonardo, tanto per cominciare a capire che cosa fu dal punto di vista matematico, non fu un matematico vero, ma non fu matematico perché non poté studiare, eccetera, non produsse nessun teorema, perché matematico è comunque quello che crea teoremi, e faceva errori aritmetici a non finire, eccetera. Faceva anche qualcosa di geometria, di un po' strano. Cioè tentò, lo vedremo dopo, di quadrare il cerchio, tentò di duplicare il cubo, che sono operazioni della matematica classica, dicendo sì, ce l'ho fatta, su cose che in realtà la matematica dimostrò più tardi essere impossibili, no? Qui da questo punto di vista lui non è un matematico, però lui parla con le forme e parla di forme che si trasformano. La sua matematica è una matematica della metamorfosi, questo è l'obiettivo che mi propongo oggi, da cui deriva il sottotitolo di matematica visionaria. È una matematica di uno che vede le cose come evolvono e come si trasformano, le vede in movimento, le vede in vita. Come vitale è questa immagine, quella è un'immagine estremamente vitale, perché la maternità è vitale,
è dare vita, è necessariamente vitale. Poi questa è una vitalità estrema, perché è la vitalità di chi dà vita a quello stesso che ha dato vita a tutto, cioè l'uomo Dio lì presente. Comunque Leonardo fu questo, lui scriveva, pensava, ragionava con le forme. Da questo punto di vista fu in qualche modo un grande rappresentante di quello che fu il pensiero posteriore al suo, che è il pensiero di Galileo. Cioè quando Galileo nel Saggiatore dice la natura è questo grande libro scritto in caratteri matematici che sono cerchi, triangoli, eccetera, 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 Leonardo fa esattamente così. Usa le forme, le trasforma. Guardate. Allora, per capire quest'opera bisogna fare qualcosa che si fa spesso anche in matematica. No? C'era il mio collega di storia dell'arte, il compianto professor Bucchini, qualcuno di voi se lo ricorda, che mi diceva: guarda, che per guardare un'opera la devi o confrontare, anche se non è corretto, non è politicamente corretto confrontare un'opera. O la confronti con un'altra, o la guardi a prospettive diverse, o la rovesci, no? La giri, l'alto, basso, eccetera, riesci a vederla meglio. E per capire la natura di quest'opera, quella di sinistra, la confrontiamo con quest'altra opera di Leonardo, che è uno dei cartoni preparatori di quella di sinistra. Cioè anche quella è una Sant'Anna, una Vergine, un bambino, non c'è l'agnellino, c'è il San Giovannino. Vabbè, cosa cambia? Ma quello che cambia è evidente, è evidente. Nell'opera di sinistra c'è quella che in arte viene definita struttura piramidale netta, no? Che nell'opera di destra invece è più sfumata. Sono entrambe opere importantissime di Leonardo, no? Anche se uno è un cartone e uno no? Poi Leonardo era uno, come è stato ampiamente detto anche nelle varie lezioni precedenti, che pensava, elaborava, era ossessivo su queste cose, non portava a termine perché aveva questa cosa della perfezione, della precisione, eccetera. Però la differenza fra queste due è fondamentale. Con quale occhio? Con l'occhio che guarda le forme, e io guardo le forme personalmente, le forme matematiche, è nella struttura. Questa struttura cosiddetta piramidale, però di sinistra, la piramide prevede che ci sia un vertice superiore che ce lo appoggiamo sopra la base, diciamo così, no? Al vertice. E quel vertice sarebbe la Sant'Anna che voi vedete lì, che dal punto di vista simbolico, insomma, rappresenta la Chiesa. Non sono capace, non sono in grado di fare queste analisi di tipo simbolico. Ma quello che invece si vede di diverso dalla piramide risiede nel fatto che questa struttura non è solo piramidale, perché la piramide termina nel vertice, è una struttura a spirale. È l'abbraccio, tutte quelle curve che voi vedete delle braccia che si piegano, la Madonna che protegge Gesù, Gesù che abbraccia il suo destino, c'è l'agnellino, eccetera, simbolo del suo sacrificio. È evidente, anche confrontando con l'immagine di destra, che comunque ha delle altre preziosità, non è che quella di destra sia più brutta rispetto a quella di sinistra. Quella di sinistra dice un andamento più che piramidale, un andamento a spirale, cioè un andamento elicoidale. Adesso ve lo mostrerò. Io non so se Leonardo pensò questo, non ne ho la minima idea, no? Ma questo andamento elicoidale è diverso dalla piramide perché non termina, mi porta al cielo. Secondo me questa è una cosa assolutamente determinante. Abbiamo visto questa immagine strong, no? Strong. Questa immagine strong non la voglio assolutamente attribuire a Leonardo, no? Cioè Leonardo non pensò così. Nemmeno io penso che Leonardo quest'opera si possa spiegare così. Quest'opera però mi dice cosa vuol dire pensare a forme e cosa vuol dire pensare in termini proporzionali. Mi sta dicendo questo, perché Leonardo pensava a forme, pensava in modo dinamico, e questa di destra è una struttura dinamica, e pensava in modo proporzionale.
E in quella figura che voi vedete lì a destra, che ha una certa somiglianza, come vedete, con la Madonna, eccetera, e in più non termina, perché io lassù posso continuare quanto mi pare, c'è la proporzione perfetta, cioè lì dentro non c'è solo l'elica, la spirale, no? Questo abbraccio, queste braccia che avvolgono i corpi, eccetera. C'è un qualcosa che nasce da una struttura perfetta, che è quella alla base, adesso ve la mostro, e termina, se si può dire, all'infinito. Quindi coinvolge anche la matematica dell'infinito, in qualche modo. Allora, Leonardo chiaramente non usò questa forma, no? Però conosceva perfettamente ciò che sta alla base di quella forma lì. Vedete cosa sta alla base di quella forma lì? Vediamo se vedete quella figura lì. Quella figura lì è un rettangolo in prospettiva. Riuscite a vederlo? Adesso io ve lo mostro di nuovo. Su quel rettangolo lì, che è diviso in parti, che hanno una determinata proporzione una con l'altra, cioè la matematica proporzionale è la matematica, è il centro della matematica greca, è quella che mette in rapporto le cose, perché la proporzione è rapporto, è uno specifico rapporto fra le cose, è relazionalità. Infatti lo stesso Capra, il libro, appunto questo fisico Fritjof Capra, che fra l'altro è venuto qua in Friuli varie volte, anche perché abita in Austria, il più delle volte, oltre che negli Stati Uniti. E questo libro di Capra ha un'impostazione molto netta sopra Leonardo, e l'impostazione netta su Leonardo è questa. Leonardo fu pensatore sistemico, cioè fu pensatore ecologico, pensatore delle relazioni. Questo fu Leonardo. E le prime relazioni sono le relazioni in termini proporzionali, perché la matematica greca è questo, parte la matematica greca, una matematica che studia le relazioni, e fra queste relazioni e rapporti cerca quelli più belli che la natura ci offre. Allora, come è costruita quella struttura lì? Quella struttura lì è costruita semplicemente prendendo quel rettangolo, che adesso vi mostrerò nella sua vera natura, costruendo dentro questo rettangolo, in un modo che vedremo fra qualche secondo, costruendo quella spirale. È evidente che quella spirale lì, lo vedrete meglio fra un attimo, va avanti indefinitamente sia all'interno verso il centro, non termina, che io posso continuarla in un rettangolone sempre più grande. Lì dentro, al centro, ci può essere il microcosmo, e nell'immensità della sua estensione ci può essere l'intero cosmo, o viceversa. Quel punto, perché comunque arriva a un punto, ma ci arriva al limite, come si dice, non ci arriva a termine punto, basta, no? Quel punto dove in qualche modo arriva indefinitamente può essere pensato come il punto che origina tutto. Dio, al contrario, e da Dio poi si espande verso il mondo racchiudendo il cosmo. Cioè posso pensare in tutti e due i modi. Entrambi questi modi però riassumono in modo mirabile questa tendenza all'infinito che si vede in quel quadro come in altri quadri, non è l'unico, che non ha solo in sé la parola infinito, ma ha in sé anche il rapporto fra l'uomo e Dio. Perché ha rapporto fra l'uomo e Dio? Perché questo piccoletto, questo Gesù, questo bambino che voi vedete lì, è il Dio uomo. Il Dio uomo, cioè è la mediazione fra l'uomo che lui deve redimere, eccetera, perché è venuto qua a salvarci. Cosa è venuto a fare Gesù Cristo sulla terra? No, è venuto a salvare gli uomini. Lui è venuto a salvarci per riportarci in rapporto col divino. Questo Gesù è la mediazione. Cos'è per i greci la mediazione? È la media proporzionale. Cioè qui dentro c'è contenuto l'infinito ed è contenuto il massimo della proporzionalità, cioè la media questa cosa che Gesù Cristo è mediazione, cioè media proporzionale, non l'ho inventata io, è l'impostazione che dà, l'immagine che dà Simone Weil della letteratura, grande filosofo del Novecento, della figura di Gesù Cristo. E lì si vede molto chiaramente.
ne richiamo la proporzione, ne richiamo questo rapporto fra queste due dimensioni, che sarà lo stesso rapporto che troveremo espresso in un altro modo nell'uomo di Vitruvio, no? Perché l'uomo vitruviano esprime in un altro modo, attraverso un'altra matematica sempre dinamica, esprime questo stesso rapporto, microcosmo-macrocosmo. Vi spiego un attimo come fate quella figura. Allora, vede quel rettangolo con quella spirale che si sviluppa dentro il rettangolo. Però cosa fa quella spirale? Quella spirale esce, vedete, sale percorrendo quei cubi facendo esattamente così, come una metafora utile, non è la spiegazione del quadro, una metafora utile per comprendere i ragionamenti che potrebbe avere in qualche modo fatto Galileo. Adesso questa è matematica, no? Ma vi dico rapidamente, lì ci sono varie figure, al centro c'è la stessa figura di prima, che è un mio disegno a matita, copiato rigorosamente dalla rete, quindi in rete lo potete trovare, no? Ci sono 2 o 3 di queste intromissioni con questi disegni. Eccolo lì, quel rettangolo. Quella è una figura sacra, figura sacra. Sembra che sia stata sacra, nonostante tutto, adesso capire nonostante tutto, anche nella scuola pitagorica. Perché è una cosa un po' complessa, perché Pitagora, 600 a.C., fra i simboli della scuola pitagorica c'era il pentagono stellato. Il pentagono stellato è quel pentagono che vedete lì a destra, vedete che c'è un pentagono lì, quel pentagono solo fatto in forma di stella, quel pentagono stellato. Dentro quella figura c'è la sezione aurea. Perché? Perché la figura che vi ho appena mostrato, quell'elica eccetera, quella lì, con quell'andamento spiraloide, nasce da un rettangolo. Se Galileo non usa quella figura, Leonardo non usa quella figura, però conosce molto bene la sezione aurea. Chi gliel'ha insegnata? I suoi studi da autodidatta, i suoi amici, che ne aveva tanti, e Luca Pacioli. Perché Luca Pacioli, frate, con cui iniziò un'amicizia molto proficua dopo la conoscenza a Milano, fu quello che approfondì nella mente di Leonardo tutte le conoscenze matematiche di cui lui aveva bisogno. Cioè lui proprio anelava a conoscere le opere di Euclide da uno che le sapeva spiegare e le reinterpretò. In questo, Leonardo, che non fu matematico, in questo si può pensare come matematico. La sua era matematica visionaria. Mi piace pensare a questa immagine, che Leonardo fosse uno sperimentatore di forme, cioè così come lui sperimentava tutte queste macchine di cui abbiamo sentito giovedì scorso, lui sperimentava anche forme. Quelle che noi vedremo fra un attimo sono sperimentazioni di forme. E un matematico questo anche fa, cioè lui non è un matematico, Di Freddi ce lo dice molto chiaramente, Leonardo è una grande bufala, no, non vale niente. Bene, però insomma questo lo dice Di Freddi, dopodiché altri magari non lo dicono, no? Bene, cos'è quella roba lì? Quel rettangolo lì è un rettangolo, che adesso non vi spiego tutto il ragionamento, se non sto mettendo solo su questo, è un rettangolo costruito con la sezione aurea, cioè quella chiamata divina proporzione, proporzione di Dio, oppure sezione aurea o sezione d'oro. Uno dei 2 massimi regali, lo disse Keplero questo, che la matematica ci ha fatto nei secoli della sua vita. Teorema di Pitagora e sezione aurea. Questi sono i vertici della matematica antica, perché poi il teorema di Pitagora è antichissimo, no? Conoscevano anche i babilonesi, il 3000 a.C., no? Allora, quella sezione aurea cos'è? È una media proporzionale ed è la migliore media proporzionale esistente, la più bella, la più armonica. Guardate cosa vuol dire. Lì c'è un rettangolo che parte da una base, la vedete, no? Poi viene costruita con una procedura che non vi spiego, viene costruita la sua sezione aurea che poi viene posta ad altezza, cioè io prendo quel segmento di base, faccio la media proporzionale fra il segmento e la parte restante, non vi sto spiegando, questa cosiddetta sezione aurea poi me la porto in alto e la faccio diventare altezza del rettangolo.
quel rettangolo ha un'armonia estrema per svariate ragioni, cioè non è un rettangolone che ha una basona così, un'altezzina così, o viceversa, che ha una basetta così, no? È un'altezza immensa, né tantomeno un rettangolo che si riduce alla forma perfetta al quadrato, perché il quadrato è perfetto, ma è statico. Questo rettangolo è perfetto perché è dinamico e il suo dinamismo è un dinamismo estremo. È un rettangolo estremista questo qua. Cosa fa questo rettangolo estremista? Questo estremista fa così. Se io prendo quel quadrato che voi avete a destra, questo qua, lo vedete quel quadrato, meglio che mi alzo che... Se voi prendete questo quadrato, questa è la sezione aurea di tutto. Costruite questo quadrato che ha lato la sezione aurea, che cosa emerge? Quello che avanza è quest'altro rettangolo. Qual è la magia di questa forma? Che quel rettangolo che avanza è di nuovo un rettangolo aureo, cioè che questo pezzo qui è di nuovo la sezione aurea di tutto. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io riproduco il ragionamento, creo altri quadrati con rettangoli, poi di nuovo altri quadrati qui con rettangoli, eccetera, eccetera, cioè creo lì tutta una serie di sezioni auree all'infinito. Cosa vuol dire? Che la sezione aurea dà un rettangolo che ha una capacità unica, si autoriproduce all'infinito. E questo è il legame che c'è con l'infinito. È contenuto in questa figura, la conoscevano i greci, la trovavano anche in altre figure. Il pentagono che avete a destra ha tutta una serie di sezioni auree, eccetera. Bene, questo è il primo argomento che ho voluto mostrarvi. Leonardo è uno sperimentatore di forme, ho detto, conosce e approfondisce poi con Pacioli, conosce la sezione aurea, su cui farà delle cose anche straordinarie, ma non tutte quelle cose che la letteratura riporta. Perché la letteratura disegna sezioni auree dappertutto, dentro la Gioconda, non so se avete visto queste immagini della Gioconda con dentro queste... Sono forzature, molto probabilmente, non è detto. Comunque lui amava le spirali. Vi vado veloce su queste immagini, perché sono immagini che ormai abbiamo visto e rivisto, vi ricordate? No? Qui tutte queste circonvoluzioni, no? Questa è la testa di Leda, no? La prova della testa di Leda, lo studio, no? Uno degli studi, questa l'abbiamo vista anche 2 lezioni fa, la scapigliata, cioè questo volto ha una grande armonia. Uno dice, i capelli sono disordinati. Ma certo che sono disordinati, ma sono disordinati in modo armonico, con una serie di volute, no? Le vede dappertutto lui, come le vediamo. Se voi digitate su internet spirale di Fibonacci, vi è una miriade di immagini che va dal cavolfiore al girasole, al Nautilus, a che ne so, eccetera, pieno di queste cose di cui la natura ci fa dono, ci fa grazie, noi ci sputiamo sopra, però la natura fa questo, no? Fa questo. Infatti la sezione aurea e il rettangolo aureo è armonico proprio perché è frutto della natura, cioè non l'ho pensato io ho in qualche modo pensato quello che la natura già aveva. Guardate, lì a sinistra c'è un piccolissimo esempio, perché lui fa dei disegni, appunto, vedete quello lì, quelli sono anche lì esempi di spirale. Questa qui è una spirale straordinaria. Questa è una spirale straordinaria perché, non ve la spiego perché non ho tempo, ma è una spirale sul teorema di Pitagora. Cioè, vedete che ci sono questi numeri scritti, guardate questo che si vede bene, 8, no? Lo vedete? 8, 7, 6, 5, 4, 3, e qua c'è 1 e 2, no? Parte da qui, costruisce un triangolo rettangolo con questo quadrato che misura 1 e questo quadrato di area 2. Pitagora mi dice che la somma di questi 2 quadrati mi dà 3, giusto? Dopo cosa fa di questo 3? Lo mette sopra questo cateto, gli mette qua un altro 1 e con l'ipotenusa gli viene 1 più 3, 4. Ma questo è molto noto, si trova anche sui libri di scuola, ma qua gli mette un altro 1, gli viene 5, eccetera. Ma che passione c'è qua!
c'è la passione verso la parte strong della matematica, cioè il teorema di Pitagora e tutte quelle metamorfosi che io col teorema di Pitagora posso costruire. Questa è una di quelle. Qua si arriva a un'altra, anche questo è famoso, no? Quello è un anziano che guarda l'anziano che medita, no? E vicino c'è appunto un'immagine che avevo già ampiamente visto e che dice quanto Leonardo pensasse in termini analogici, ma noi lo useremo per un'altra cosa. Lui pensava in termini analogici perché? Perché quelli sono vortici e intrecci che si formano dall'acqua una volta che il flusso dell'acqua è impedito da un ostacolo, ma è evidente che sono disegnati come fossero dei capelli, è chiaro. Ma questo anzianotto che medita, che non è Leonardo, ma insomma potrebbe essere lui, non guarda solo questa analogia, riflette sopra il dinamismo del corso dell'acqua. E guardate, qua c'è un'altra piccola citazione che ho già fatto tempo fa, che ci porta a Luca Pacioli. E lui riflette, lui non conosce la filosofia greca, però è chiaro che in questa citazione c'è l'impronta di tutta la Grecia del mutamento, no? Della Grecia di Eraclito, per esempio. L'acqua che tocca dei fiumi è l'ultima di quelle che andò e la prima di quella che viene. Così il tempo presente. Cosa c'è qui? C'è l'antico, ma c'è anche la premessa al calcolo infinitesimale, che ci sarà ben dopo. Bisogna aspettare Newton, eccetera. Qualcosa che si riduce, però non si ferma, ricontinua da quello che comincia. Ma c'è anche riflessione, che è quella che volevo farvi, sul punto. Perché lì, così il tempo presente, lui sta parlando di quel punto lì, ma anche di quell'istante di tempo che c'è, cosiddetto presente, no? Che c'è dal passato e il futuro. Fa questa riflessione. A lui in questa riflessione dice: bene, studio Euclide. Pacioli lo aiuta a studiare Euclide. Euclide come comincia i suoi elementi, l'opera principale? 300 a.C. Il punto è ciò che non ha parti. Bene. Oppure, come meglio sarebbe, il punto è ciò di cui non è parte. Cioè non c'è parte nel punto, viene detto così. La retta, dice Euclide, è ciò che è lunghezza senza larghezza. Sono definizioni statiche. E guardate invece cosa dice Leonardo. Leonardo studia queste cose, in questo senso è matematico. Leonardo dice una cosa molto semplice apparentemente. Il punto è quello del quale nessuna cosa può essere minore. Bene, dice la stessa cosa più o meno che ha detto Euclide. La linea essere creata dal moto del punto. E non è lo stesso. E perché non è lo stesso? Intanto perché lui sta elaborando una cosa. Sta elaborando un testo sacro, perché gli elementi di Euclide sono un testo sacro come l'ottica di Euclide. Che cosa sta dicendo? Sta dicendo che la sua geometria, come è stata giustamente chiamata poi, è una geometria del moto, cioè una geometria dinamica. La retta non è una cosa statica, la retta è ciò che genera il punto. Cioè, immaginiamo questa figura, no? Col nostro cervello. Io prendo il punto, lo, come si dice, proietto, lo sparo, no? Lo sparo di qua, punto, mi fermo. Ho creato la retta. Allora io sparo questo segmento in qua, cosa ho creato? Il quadrato. Sparo questo quadrato, creo il cubo e così via, l'ipercubo, eccetera, eccetera. Chiaramente lui non parla di ipercubo. Lui fa questo tipo di ragionamento, un ragionamento dinamico, infatti poi continua. La linea è essere creata dal modo del punto, della quale nessuna cosa è essere più stretta né più sottile. E lì su a termini sono due punti, cioè anche per lui come per Euclide la retta è in realtà il segmento, non è una retta che continua, eccetera, eccetera. E la superficie, no? Il quadrato per esempio, si genera dal moto trasversale della linea. E vedete il dinamismo. E il corpo tridimensionale
è fatto dal moto dello spazio della superficie, cioè creo il corpo, il cubo, in questo caso, dal movimento della superficie. Cioè, che altro fa lui? Riscrive, come vedete la figura di destra, riscrive i postulati di Euclide, solo che li scrive in forma di disegno, perché lui parla con le forme. Ci sono in basso quei due punti, non so se li vedete, per due punti passa una sola retta. Qua, preso un punto e un raggio, c'è un cerchio, esiste, dice Euclide. Gli angoli retti sono tutti uguali, eccetera, cose. Lui parla con le figure. È anche un grafomane, naturalmente, però insomma, gli piace parlare con le figure. Tutto ciò lo ha imparato da Pacioli, oltre che dalle sue letture personali. Eccolo lì, De Divina Proporzione, libro di Pacioli, amico di Leonardo. Questa è un'immagine famosissima. Cosa vuol dire De Divina Proporzione? Quella di cui abbiamo parlato un attimo fa, la sezione aurea. Questo è un libro sulle proporzioni. Cosa fa Leonardo? Lo illustra. Le illustrazioni di questo libro sono di Leonardo, sono 60 illustrazioni. E queste illustrazioni sono tutta una carrellata, una serie, una successione di solidi particolarmente belli. Questo fa Leonardo, particolarmente belli. L'unico punto dove veramente Leonardo usa la sezione aurea non è in questa Gioconda dove eccetera, è qui. Perché per disegnare quel pentagono che voi vedete lì, perché adesso qua è un po' offuscato, però qua ci sono pentagoni ed esagoni. Vedete il pentagono qui e l'esagono qui? Questo è il pallone di calcio, no? È fatto così. Questo pallone di calcio è formato da queste figure così particolari. Per disegnare il pentagono io ho bisogno della sezione aurea, perché il pentagono non la contiene. Quindi è l'unico luogo dove certamente c'è la sezione aurea. Come è ottenuta questa figura? Questa figura, voi non riuscite a leggere, ma io sì, lassù, in quel confuso riquadro, eccetera, c'è scritto icosaedro, c'è scritto icocedron, abscissus, troncato, solidus. Voi non lo leggete, ma c'è quello un icosaedro, adesso vi dico cos'è, abscissus, cioè è stato troncato, gli ho tolto le punte, solido, perché quello a destra, che è sempre lui, lo vedete quello a destra, quello lì è vuoto. Questo è importantissimo, anche questo mi dice il dinamismo di Leonardo. È il dinamismo fra il pieno e il vuoto, ma anche fra tante altre cose. Allora, cosa sono questi solidi? Questi solidi sono solidi particolarmente belli, no? Perché hanno particolari simmetrie, eccetera. Ce ne sono 5 che sono nominati nel teorema di Platone, che infatti si chiamano solidi platonici. I primi che lui disegna qui in questo libro sono proprio i solidi platonici, tetraedro, cubo, eccetera, eccetera. Sono 5, Euclide dimostra che sono 5. Bene. Adesso io ve ne mostro qualcuno, però quello che mi interessava dirvi su questi solidi è il fatto che sono un altro importante aspetto della perfezione greca. Questa perfezione proporzionale, questa perfezione di simmetria, di cose con misura. Erano cose perfette, avevano molte simmetrie, perché erano queste figure, non questa per questa è troncata, ma quella che vi mostro fra un attimo. Queste figure erano costruite con facce tutte uguali e tutte poligoni regolari. Per esempio, guardate questo, qua si legge, riuscite a leggere lassù, duodecedron, cioè dodecaedro, planus solidus, 12 facce. Questo è il più famoso dei 5 solidi platonici, il dodecaedro. 12 facce, chiaramente nel solido voi non le vedete tutte 12, invece nell'altro dove c'è scritto vacuus le vedete. Perché le disegna vicine? Le disegna vicine
perché vuoi, in questo anche sembra presagire qualcosa, perché se pensate alla figura di destra, quello vacus, quello vuoto, qualcuno lo chiama scheletrato, per esempio il d'amore lo chiama scheletrato. Sembra quasi far presagire le strutture molecolari, no? Che hanno forme di questo tipo. Di sicuro fa presagire cosa? Che nel mondo ci sono tutta una serie di doppi e qui c'è il doppio, ad esempio, quel pieno vuoto vuol dire anche materia vuoto o materia energia. Questa è fisica moderna. Oppure dice, guarda, che una cosa è guardare un oggetto pieno, con le superfici non trasparenti come quello di sinistra. Altra cosa, dicevamo prima, è cambiare prospettiva. Se tu gli mostri solo lo scheletro, tu lo vedi in un altro modo, lo stesso oggetto. Lo hai ridotto alla sua struttura, cioè alla sua essenza. Posso ridurlo ancora di più, Cioè se di quei pentagoni, invece di prendere i segmenti, prendo solo i punti, i vertici, anche quell'insieme di punti disposti nello spazio, io lo posso chiamare così, lo posso chiamare dodecaedro piano vacuo, no? Vuoto anche lui. Quindi lì c'è un confronto, una relazione fra prospettive, pieno vuoto, materia energia, oscurità, luce. C'è tutta la dimensione dinamica del pensiero matematico di Leonardo. Questi sono gli altri, lì c'è il tetraedro, a sinistra anche lì pieno e vuoto, no? Questo qui, all'estrema destra, sono triangoli equilateri, li vedete? Lì c'è scritto icosaedro, 20, quello lì ha 20 facce, che sono triangoli equilateri. Se quello lì lo tagliate, nasce quello di prima, perché voi come lo tagliate? Lo tagliate questa punta che vedete, la tagliate qui, vedete? Se la tagliate qui, siccome sono 5, vedete qua i triangoli, se la tagliate qui emerge un pentagono. Ma se avete tagliato anche questa e anche questa, quello che vi resta qui sono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sono gli esagoni. Questa è la figura di prima, cioè quello troncato, cioè io metamorfosizzo tutto. Cioè prendo questi che sono 5, questo lo sapeva anche Archimede, prendo questi che sono 5, li taglio le punte, ne ottengo un altro che ha un'altra armonia. Oppure, sopra questi triangoli, costruisco delle altre punte e ottengo quello elevatus. Se le punte sono molto lunghe, diventa stellato, cioè diventa queste figure qui. Vedete la geometria dinamica? Quelli di sinistra sono il dodecaedro, qui sempre il pentagono. Vedete che il pentagono è cresciuto con una punta lì, no? Riuscite a vedere la punta qui? Qui, si vede qui la punta, ma anche qui c'è il pentagono con la punta, è stata costruita la piramide lì, no? Quello è quello elevatus. Quello di destra lassù lo riconoscete perché quello lì purtroppo sta nella basilica di San Marco. Quello lì è sott'acqua, sì. Quel non so esattamente in che posizione si trovi. Quello lì è un dodecaedro stellato. È sempre la stessa figura. No? Quello in basso a destra, qua non so più nel Rinascimento, quello è Escher, Gravity. È lo stesso tipo di figura, solo che gli ha fatto dei buchi e ha messo questo mostro in questo universo. Nella figura in mezzo invece c'è il dinamismo, non perché qua ci sono plurimi dinamismi fra il pieno e il vuoto, luce, oscurità, materia, vuoto, materia, energia, eccetera. Fra la figura liscia e la figura appuntita, fra la figura liscia e la figura troncata, fra le figure fra loro. Quella figura in mezzo collega il tetraedro, che è quello lì tratteggiato, e lo inserisce dentro il cubo. Sono tutti legati uno all'altro, sono figure collegate al loro interno, che si possono trasformare, che si possono manipolare. Insomma, Leonardo si divertiva a fare queste cose. Bene, veniamo a un altro tipo. Noi abbiamo tempo fino a che ora? 6:30? Boh, ce la facciamo. No.
poi entreranno a 6:30 quando è l'ora giusta. Vero? Sì. Bene. Allora, cos'è quella roba lì? E qua entriamo su un altro doppio. Qui, dinamismo fra opposti. Anche Pitagora aveva i suoi opposti nella sua filosofia, ma questi opposti erano statici. Invece gli opposti di Leonardo sono opposti dinamici, cioè si trasformano uno nell'altro. Una sorta di Tao, insomma, non so come dire. Questa figura qui, vedete che sembra un fiore, un quadrifoglio, eccetera. C'è scritto proiezione ottante lì, ed è disegnato anche in quel foglio, là, lo vedete lì? Lì, fra le tante cose, no? Fra le tante cose. Qua lì si può pensare così. Ognuno di quei petali, chiamiamoli così, o foglie, ognuna di quelle è un triangolo, quindi una figura retta, al contorno dritto. Cosa faccio a questo contorno? Lo deformo. Matematica della deformazione. Si chiama topologia, una scienza, una matematica moderna, piuttosto moderna, sicuro non era del 1400-1500. Lo deformo. Questa deformazione si può ottenere o deformando direttamente oppure costruendo delle circonferenze, cioè io posso prendere il triangolo, guardiamo qui, no? Prendo un triangolo equilatero, punto qua un compasso e qui costruisco. Oppure posso puntare il compasso più in là e ne farò un arco un po' più piatto, no? Più vado vicino, più l'arco. Questa è una figura che ha avuto un grande successo, anche nei tombini cosiddetti. Perché si chiama proiezione ottante? Perché si è utilizzata come alternativa per mappare la Terra, perché non è solo questo triangolo deformato e quindi l'opposizione retto-curvo, non più pieno vuoto, siamo retto-curvo, ma è una sfera che è stata divisa a metà la Terra, no? La divido dall'equatore, seguite? Dopo che l'ho divisa all'equatore la faccio in 4 fette. Prendo quelle 4 fette e in qualche modo appiattisco, non si può fare, no? Perché il curvo non può diventare retto, però eccolo lì. Figura del 1915, si chiama proiezione ottante per questo, perché è una proiezione di carta geografica, no? Lì ce ne sono 8 di quelli. Vedete che sono 8 di quelle figure lì? Sono 2. Sì, se voi lo ricomponete, lui riforma la sfera, no? Sono 4 pezzi, quei petali, quelli più al centro, questi qua centrali, che formano l'emisfero boreale, e poi sono questi 4, 1, 2, 3, 4, che formano quello australe, no? E quella figura lì. Eccolo qua il triangolo sferico. 3 angoli di 90 gradi. Non esiste, no? Nella geometria piana. Guardate le applicazioni tecnologiche. Lui, il plettro, è lui, il tombino. Questo non si vede più. In America si vedeva. Ha grandi vantaggi questo tombino, Immaginate questa cosa qua. Voi vedete i tombini, o circolari o quadrati, no? Questo è un problema matematico, si chiama problema del coperchio della pentola, si chiama così. Voi immaginate di avere una pentola quadrata, no? Se spostate il coperchio può entrare nella pentola se è quadrato, perché se io lo prendo dalla parte del lato e lo infilo sulla diagonale della penna, cade dentro. Questo vale anche per i tombini, se non avessero una sicurezza sotto. Cioè se prendo il tombino, il tappo, no, del tombino, e lo metto dalla parte della diagonale, entra, no? Non deve entrare. Allora, se io nel tombino triangolare arrotondo con quelle circonferenze come queste, lui non può entrare. Per questo arrotondamento gli impedisce di avere questa altezza, che è una dimensione più corta.
Boh, comunque è così. È così. È così, sì. Ma quella è un'altra cosa che non vi spiego, sempre lui, lo vedete lassù in alto, il dodecaedro. Questo è un altro tipo di dinamismo. Lo voglio cubare. Allora, vuol dire, quadrare il cerchio, farlo diventare equivalente a un quadrato. Allora, voglio cubare questo, cioè farlo diventare equivalente a un cubo. Allora lui lo fa, va sul centro, costruisce quelle piramidi a seconda fila, insomma, ha fatto 6 ragionamenti e questa è un'altra forma del suo dinamismo, determinare volumi. Cioè, capite che lui era matematico da un certo punto di vista. Qua ci stiamo avvicinando ad una opera sacra, cioè ci stiamo avvicinando a Vitruvio molto lentamente, perché Vitruvio, l'uomo di Vitruvio, nasce sulla dialettica quadrato-cerchio, nasce lì. Bene, queste sono prime figure che fa Leonardo. Sono figure molto semplici che però lo portano a fare una figura più complessa che aveva fatto già Ippocrate e lo portano a fare lo stesso errore di Ippocrate. Vedete cos'è questa figura? Questa figura, formata da quella di sinistra, quella di destra non la esaminiamo, quella di sinistra, riuscite a vederla? Sì. Sono 2 mezzi cerchi, no? 2 semicerchi. Dentro hanno 2 mezzi quadrati, perché se voi completate il cerchio vi viene un altro quadrato, no? Sia in una che nell'altra. Quelli sono segmenti circolari, lui parte da lì e dice, vabbè, insomma, questi segmenti circolari, quei 2 di destra sono equivalenti ai 3 di sinistra, insomma fa i suoi ragionamenti, che però lo portano a costruire tutta una serie di altre figure basate su questa. Tutte queste figure gli consentono sempre di fare dei ragionamenti proporzionali, no? Quindi trovare che rapporto c'è fra una parte e l'altra, cioè sono ragionamenti in termini di rapporti che lui fa, mirati però ad un obiettivo, quello di quadrare il cerchio. Perché? Oltre che per divertimento, per ricerca anche di baricendi, lo fa per tante ragioni, ma uno degli obiettivi era questo. Guardate questa figura sempre mia fatta a matita, no? Ecco, allora, quella lì, cos'è quella figura? Quella figura è circondata in grassetto, la vedete? Ecco, quella figura circondata dal grassetto, quella lì è una lunula, cosiddetta, una falce di luna. Noi siamo stati 2 giorni fa in luna piena, no? Vi ricordate? Allora, la luna cosa fa? Quella che io vedo nel cielo, il nostro satellite, no? La luna, nuova, no? Nera, non vedo niente, comincia a essere illuminata, falce, no? Sono tutte falci di luna, metà, falciona, che non ha più la forma della falce, eccetera, piena, e poi ricomincio da capo al contrario, no? Tutto ciò gradualmente. Allora lui, come Ippocrate, immagina, greco quindi, immagina che siccome questa lunula qui, quella lì, è quadrabile, cioè è equivalente ad un quadrato, anche il cerchio lo sia. E fa tutta una serie di costruzioni, di tentativi di quadrare il cerchio, finché alla fine dice sì, l'ho quadrato, no? Poi fa anche col cubo la stessa cosa, posso duplicarlo, c'è la figura prima. Perché questa lunula qui è quadrabile? Ve lo mostro molto rapidamente. Questa lunula qui è quadrabile, no? Perché oggi siamo venuti qui a fare matematica, no? Come sapete, no? Allora, quella lunula lì è quadrabile perché è equivalente a quel triangolo PQR. Lo vedete il triangolo? La lunula che è lì ha la stessa area del triangolo PQR. Siccome PQR è metà di quel quadrato che anche vedete lì, no, vuol dire che siccome la lunula è equivalente al triangolo, che è equivalente a metà quadrato, la lunula è quadrabile. Mentre il cerchio notoriamente non lo è.
sia la lunula che il cerchio coinvolgono il pi greco, è la ragione per cui il cerchio non è quadrabile, no? Però questa lunula è una lunula particolare che Ippocrate aveva infatti quadrato. Perché? Quella lunula perché è equivalente al triangolo? Perché, guardate cos'è quella lunula, guardatela bene, è tutto il semicerchio, vedete, meno S. Riuscite a vedere? La lunula è il semicerchio meno S. Il triangolo è il semicerchio meno S1 e S2. Riuscite a vedere? Ma siccome S si mostra facilmente, siccome S equivale a S1 più S2, vuol dire che la lunula mia in grassetto, che è il semicerchio meno S, equivale al semicerchio meno S1 e S2, cioè il triangolo. Questo dice Ippocrate e questo dice anche lui. Allora, dove sta? Allora, tanto questa dimostrazione secondo me è molto bella in sé. Lui la conosce. Pacioli l'ha insegnata. Lui la rielabora per quadrare il cerchio e poi costruisce, vabbè, questa eccetera. Lì sotto in basso, non so se la vedete, ci sono quelle di prima, qui, e costruisce anche una tavola delle proporzioni perché appunto si diverte molto, la chiama così, eccola, tavola delle proporzioni. Cosa vuole? Cosa vuole? Trovare rapporti fra le cose, stabilire rapporti, stabilire relazioni. Questo è quello che vuole fare questo pensatore, perché non sarà un matematico fino in fondo, però sicuramente un pensatore sistemico, secondo Capra. Questa non ve la faccio, questo è il teorema di Pitagora, lasciamo stare anche questo. Guardate questa figura com'è bella, guardate cosa fa. Guardiamo solo un pezzo. Figura in alto, è un po', anche questa un po' annebbiata, e la figura che le viene sotto. È riuscite a vedere? Lui parte da una piramide, cioè, no, non la inclina, la sfonda, e dopo emerge una figura inclinata, no? Lui cosa ha fatto? Le ha tagliato quel pezzo. Dov'è il problema? Che io non so ragionare con i contorni curvi. Però guarda che se tu tagli quel pezzo e lo rimetti di là, ma non fa solo così, perché il ragionamento che fa lui dice invece di tagliare il pezzo e rimetterlo di là, io piano piano lo deformo, capite? La gradualità, la vita, la gradualità della crescita. Lo deformo piano piano e questa deformazione la spingo lentamente di là. Fa anche questo ragionamento. Oppure faccio finta che la piramide sia fatta da tanti straterelli e io spingo gli straterelli. Questo è quello che sarà il calcolo integrale 1700. Per esempio, per dire la matematica visionaria di Leonardo. Perché vi ho aggiunto questa bella figura? Perché così come lui studiava la deformazione delle figure geometriche, per analogia e viceversa, studiava deformazione e analogia fra le espressioni. E perché lì c'è la rabbia, no? Cavallo, leone, uomo. È una matematica che lui sposta, o viceversa, lui pensava, ma tutte forme dinamiche sono le sue. Eccoci, anche questa è mia. No. Allora, quello lì è una figura nuda, no? Cioè uno scheletro, è evidente che è uno scheletro, no? È chiaro che quello è l'uomo di Vitruvio, no? Quello scheletro lì ha quel triangolo lì celeste che dice solo guarda, costruisco la sezione aurea, qui noi non lo guardiamo. Domanda, ma perché? Perché Leonardo deve disegnare questo uomo che aveva disegnato anche Vitruvio, il quale lo aveva disegnato nel cerchio? E aveva detto, l'uomo ha tutte queste proporzioni fra le parti, un mezzo qui, un decimo qui, un sesto qui, eccetera. Ma perché io devo
fare un omaggio a Vitruvio come io sto facendo con questo cerchio e questo quadrato che sono così in posizione così poco armonica uno rispetto all'altro. Perché quel quadrato non è nel cerchio, né tantomeno il cerchio è nel quadrato. No? È evidente, cioè nessuno dei due è iscritto in una... Oppure, ma quel quadrato lassù dove è fatto col grassetto non arriva con quei vertici sul cerchio, no? Gli avanza un pezzetto. Cioè, tu che sei così preciso, no? Perché devi fare questa figura? Perché? E lì, naturalmente, al di là del significato, appunto, dinamismo quadrato-cerchio, quindi parte terrena, parte corporea dell'uomo, il quadrato, solidità del corpo, il solidus di prima. Poi adesso non c'è il vacuus, al contrario c'è il perfetto, c'è il circolare, la dimensione spirituale, il divino, no? C'è il divino, c'è il rapporto fra microcosmo e macrocosmo in queste figure qua. Torno alla domanda, perché lo fai così sto cerchio? Naturalmente la letteratura si è impegnata e c'è molta letteratura che dice, come questa figura riporta, che il raggio del cerchio è la sezione aurea del lato del quadrato. Vedete, il raggio del cerchio, se lo leggete in verticale, va dal puntino rosso, cioè il centro del cerchio, in basso. Invece il lato del quadrato, è evidente quello che si vede lì, no? Mezzo lato va da quel puntino verde in basso. È chiaro questo, no? Allora, c'è questa letteratura che dice, siccome lui, abbiamo cominciato così, era un appassionato di queste figure straordinarie della geometria greca, ci sarà la sezione aurea, 0,618 puntini, numero che non termina, 0,618. Ma come fai ad essere così preciso? Infatti c'è un articolo che ho portato qui, adesso non ve lo leggo attualmente, che dice, intitolato Questione di millimetri. Spiego questa faccenda importante dell'uomo di Vitruvio. È chiaro che questa figura ha un'unica simmetria rispetto alla verticale, qui non è una figura particolarmente armonica, no? Ma cos'ha allora di bello? Allora Vitruvio e anche Leonardo dicono, bene, lì c'è quel cerchio, il bilico, l'ombelico, dimensione generativa femminile, è il centro del cerchio. Bene. Il puntino verde, Leonardo chiama membro virile, anche noi, no? È il centro del quadrato. Perfetto. Sopra e sotto l'uomo di Vitruvio ci sono delle scritte e queste scritte riportano, che non vi leggo, riportano una serie di proporzioni. Fra queste proporzioni c'è un mezzo, un sesto, un decimo, eccetera. Allora, chi sostiene che quella sia la sezione aurea, proprio perché la relazione fra la dimensione spirituale e quella materiale corporea dell'uomo è una relazione d'ordine magico, misterioso, eccetera, lì c'è la sezione aurea, c'è la perfezione, perché come mi posso relazionare col divino se non attraverso la sezione aurea? No, perché fra le varie misure, dice questo articolo, ci sono anche le misure un mezzo, un decimo, eccetera. Se voi fate un mezzo più un decimo, perché un mezzo è da qui al membro virile, lì vedete mezzo, no? Quello è un mezzo. Un decimo è la misura della mano, rispetto al corpo sto parlando naturalmente, ma anche la misura dall'inizio dei capelli, parla dell'attaccato dei capelli fino al mento, no? Nella perfezione, no? Cioè, se voi fate un mezzo più un decimo, che sono numeri che compaiono scritti lì, vi viene proprio 0,6 esattamente. Cioè, ma che differenza c'è fra un 0,6 e un 0,618? Nessuna, dal punto di vista grafico, nessuna. Infatti questo discorso della perfezione, cioè se la perfezione risieda nella relazione uomo-Dio, uomo-cosmo, microcosmo, macrocosmo, dimensione spirituale, dimensione materiale, no? Se questa relazione sia basata sulla sezione aurea oppure no, cioè le persone si interrogano su questo. E c'è questo bellissimo libro che è il catalogo
il catalogo. Voi sapete che 10 anni fa è stata fatta una mostra che aveva un'unica opera a Venezia, cioè l'Uomo di Vitruvio. No? Quell'accademia hanno esposto solo l'Uomo di Vitruvio. E il catalogo ha tutta una serie di interventi sopra l'uomo vitruviano. No? E uno degli ultimi di questi interventi, questo di Millimeti, dice no, secondo me quella lì non è una sezione aurea. Però cosa ci resta a tutto ciò? Dinamismo cerchio quadrato, che contiene il dinamismo retto curvo, che contiene il dinamismo uomo cosmo, oppure uomo Dio. Leonardo la pensa, eccolo, il nostro uomo, guardate cosa fa. È evidente che questo è un uomo dinamico, per il semplice motivo che lo rappresenta in movimento, no? È chiaro che lui si sta muovendo, anche solo da questo punto di vista. Non solo, ma guardate i piedi, vedete che i piedi sono disegnati in una prospettiva perfetta, direi. Uno dei piedi, 2, è ruotato, sia nell'uomo che sta dritto, vedete l'altezza è pari all'ampiezza, no? Anche l'uomo curvo ha un piede dritto, cioè quest'opera è un virtuosismo di matematica e di arte contemporaneamente. Dopo quelli che la pensano così, insomma, lascia il tempo che trova. Cosa ci manca ancora per avviarci alla fine? Manca ancora un quarto d'ora. 10? 10 minuti. 7 minuti, 8. Bene, ci manca il convitato, che noi abbiamo nominato solo così, convitato di tutto questo bel banchetto. Non lo abbiamo ancora esplicitamente nominato. Questo convitato è la luce. Non c'è arte senza luce. Leonardo studiò la luce in lungo e in largo, studiando anche l'occhio, perché Leonardo non stava, come è noto, sempre lì fra vaghe musiche, pitture, vestiti, no? Stava anche lì a sezionare corpi, come è noto, no? Qui stava anche in altri tipi di ambienti, no? E ecco, qui lui conosce in lungo e in largo anche l'occhio. Cosa sa della luce? E della luce conosce l'ottica geometrica, perché era quella che era stata tramandata già da Euclide, sempre lui. Questo gli consente di studiare la visione, le ombre. Questa è una figura di ombre. Quella lì è la luna, la vedete lì sotto? Quella è la luna ondulata, perché lui sosteneva che la luna, per poter riflettere la luce, doveva essere fatta a specchio, no? Per essere fatta a specchio doveva avere l'acqua, no? Per cui la disegna così come là. Allora, cosa sa Leonardo? A, quello che sanno tutti, la luce viaggia in linea retta. B, si ragiona con la luce per proiezioni e sezioni. Si ragiona per proiezioni e sezioni. Spiego. Io sono una lampadina, no? Io ho davanti una palla, no? La luce parte dalla lampadina, arriva alla palla, vuol dire che qualcosa è stato proiettato. Questo punto, qui come tutto è coerente, questo punto si allunga, va di là, no? Retta, la luce viaggia in linea retta, colpisce la palla. Se io dopo seziono tutto con una parete, io interrompo la retta e formo il punto. Quindi ho fatto io lampadina, ho fatto una proiezione e poi ho fatto una sezione. Queste sono operazioni geometriche. Le ombre funzionano così, ma non funzionano così solo le ombre. Questa è una figura di ombra. Questo è sempre Leonardo che studia prospettiva. Questo non è Leonardo è Dürer, il quadro famoso, un'incisione famosa. Funziona così anche la prospettiva. Questo è l'ultimo aspetto su cui volevo dire una cosa di Leonardo, no? Perché Leonardo è spirali, Leonardo è sezione aurea, però non a sproposito, perché insomma è facile mettere una spirale aurea dove mi pare, no? Leonardo è solidi platonici, cioè Leonardo è armonia e perfezione, ma Leonardo è anche dinamismo, avete visto? Pieno, vuoto, retto, curvo, quadrato, cerchio. Questo è quello che abbiamo detto oggi.
Che altro dinamismo c'è? È un dinamismo che trasforma forme in altra forma, perché se lì c'è quella donna nuda e Dürer è lì che la vuole disegnare in prospettiva, all'occhio arrivano tutti i raggi che provengono da quella donna lì. Se io ragiono dall'occhio, ecco che c'è la proiezione, no? Proietto linee rette, le seziono come per l'ombra, con quel quadro trasparente che sta in mezzo. Che cosa ho fatto? Che lì io non disegno la donna come la vedo, cioè in prospettiva. Se di là invece di essere la donna ci fosse quello che sta in tutti i quadri del Rinascimento, cioè il pavimento quadrato, quello che io disegno lì non è un pavimento quadrato, è evidente, è un'altra forma. Questa è l'ultima, la più nobile forma delle deformazioni, cioè la prospettiva. Anche qui Leonardo fu un visionario, anche lui, perché anche lui ragionava con circonferenze, insomma, ragiona anche lui come Dürer, come tutti i contemporanei, più da Francesca, ancora prima Leon Battista Alberti, eccetera, fanno dei ragionamenti geometrici sulla prospettiva. Tenere presente che quando si parla di visione, attenzione, quando si parla di visione, sono ragionamenti geometrici sulla visione, bisogna avere queste cose per la divisione, che sono l'oggetto che io guardo, l'occhio che recepisce la luce, che è il terzo elemento che devo avere, se non c'è luce non c'è visione, e il cervello che elabora. Lui studia tutte queste cose, studia i percorsi della luce, studia l'occhio, il cervello lo stiamo studiando ancora adesso, perché voglio quasi concludere, che abbiamo quasi finito, quasi con quest'opera, perché c'è stato un grande matematico del Novecento che si chiama Hermann Weyl, non è il fratello di Simone Weil, è un altro matematico, che dice che nelle opere d'arte, come nelle belle produzioni matematiche, c'è presente dell'armonia che è come la musica di un'orchestra. C'è qualcuno che fa suonare o risuonare bene tutta una serie di strumenti. Questo si ha nelle opere d'arte e questo si ha nella matematica. Qualcuno dice che si dovrebbe avere anche nelle aule di scuola. Cioè la lezione di matematica, ma anche tutte le altre lezioni, dovrebbe essere in grado di far risuonare come un'orchestra tutte queste persone che sono davanti. Bene, in questo quadro c'è esattamente questa armonia descritta da Hermann Weyl, che dice che nelle opere particolari, eccetera, si parla di armonia, dice proprio in senso acustico, in senso sonoro. Cioè, quest'opera non sta suonando niente, però Leonardo è un grande compositore, è un grande direttore d'orchestra. Cosa c'è qui? C'è quella mirabilissima prospettiva matematica che potete vedere, no? Ma c'è anche tutta l'altra prospettiva che lui usava, quella cromatica, quella aerea, cioè, usava tutto, no? Faceva risuonare tutto. Ci sono i personaggi che non sono quei 13 esseri umani, personaggi statici, hanno l'anima messa a nudo, sono mobili, ognuno di loro fa qualcosa. C'è dinamismo e sperimentazione perfino nel materiale, l'abbiamo più volte imparato che questa opera è un'opera di tipo sperimentale, tant'è che si rovinava ogni momento, gocciolava, eccetera, eccetera. Cioè c'è da tutti i punti di vista il lavoro di un direttore d'orchestra. Concludo, così come è cominciata la prima relazione, ve l'avevo detto, lì c'è la citazione che non vi leggo, no? Perché la potete leggere da soli. Chi sono questi due esseri? Verrocchio ne abbiamo parlato, quello è il David di Verrocchio. Molti hanno detto che questa persona potrebbe essere Leonardo, che era a bottega lì. Vedete? Una certa rassomiglianza. Ecco, questa era... Perché ho voluto concludere così? Perché questa è l'ultima metamorfosi di cui ho voluto parlarvi oggi. Oggi abbiamo parlato di metamorfosi di forme, la visione matematica di Leonardo. Questa è la sua metamorfosi centrale, quella della sua esistenza.
dedicata alla bellezza, come noto. Grazie.